Attimi di terrore all'alba per i residenti di via Garibaldi a Cornedo Vicentino. Lingue di fuoco alte una decina di metri si sono sprigionate dal tetto di una vecchia abitazione inserita nella schiera di edifici del centro che ospitava una struttura ricettiva per migranti. Mentre la colonna di fumo era diventata visibile in tutta la città, decine le telefonate sono giunte alla centrale dei vigili del fuoco. Immediato l'arrivo dopo le 7 dei pompieri da Arzignano, Schio e Vicenza, che hanno evacuato lo stabile e circoscritto le fiamme. Sono intervenuti tempestivamente, hanno spento l'incendio e stanno mettendo in sicurezza l'immobile, perché ovviamente adesso il tetto è compromesso completamente, le travi sono carbonizzate e gli impianti sono completamente da rivedere. E ovviamente il fabbricato verrà reso inagibile dall'ufficio tecnico fin tanto che non verranno fatti i lavori di messa in sicurezza, dell'immobile. 18 le persone presenti negli appartamenti e suddivisi su 3 piani, uno abitato da una coppia di origini ucraine. Fortunatamente nessun ferito, solo una persona è rimasta leggermente intossicata. Passata la paura per lo scampato pericolo per gli inquilini, resta il problema di un nuovo alloggio. Sì, i ragazzi sono stati presi in carico dalla prefettura perché sono ospiti loro, quindi sono stati alloggiati presso altre cooperative della provincia, mentre i 2 signori residenti a Cornedo di origini ucraine sono stati presi in carico da noi. Abbiamo trovato una sistemazione tramite la parrocchia, vediamo adesso di sistemarli definitivamente. Sul posto, con i tecnici dei vigili del fuoco, anche i carabinieri e la polizia locale per stabilire le cause dell'innesco. Si escluderebbe un'origine dolosa, le scintille potrebbero essere state generate da un cortocircuito. Gli appartamenti dove risiedevano i ragazzi della cooperativa erano stati recentemente ristrutturati, quindi gli impianti erano a norma, le caldaie erano nuove, perciò si presume sia stato qualche altro l'innesco dell'incendio.